un piacere perché di notte di lingua russa, ha detto prima buonanotte, dunque è un bello passo per me, una bella prova di vitalità di questa lingua e soprattutto saluto qui l'iniziativa di quelli di ragazza nostra che hanno organizzato, che hanno invitato a gente, gente di qualità e di valore che parla russo e che è importante il fatto di mettere dunque la lingua davanti. Parla di lingua, della bandiera, di un fatto di una trasmissione, di importante. Qui stasera non è mica questione di sapere se ne mangia la lingua o se ne parla domani la lingua, penso che questa è prevista, diciamo così. Dunque lì qui stasera di mostrare alla gente che c'è una lingua che vuole campare, una lingua che si vuole sviluppare, una lingua che è la lingua dei nostri, la lingua della memoria, ma soprattutto darle una bio che la sia domani la lingua di là bene. E questo è un messaggio stasera. Stasera il valore della serata di stanotte, di questa famosa notte, di questo appunto di gente, guardate, c'è una lingua che vuole campare di maniera naturale e penso che il fatto di sia comunque assai mondo qui vuol dire che c'è un sostegno, che c'è comunque un consento per questo appunto tramandare questa lingua e fanno la lingua di tutti, come dico spesso, la lingua di tutti è una lingua per tutti. La lingua di notte e giorno, vuol dire che quindi una maniera di testimoniare questa volontà di gente di parlare e di parlare campare, lì se avesse la lingua, giro, se avesse la lingua, ormai la sia la più bella maniera di avere la dimostrazione anche, per dire a gente, guardate, si dice, c'ha fame, ma fate da per voi, non aspettate mica, imparare la lingua con internet o parlatela, sbagliatevi, traparlatela, fate gli sbagli. Il più importante per noi è di fare i progressi e di farla parlare a tutti, ai corsi, perché chi ha la sua lingua naturale, la sua lingua moderna, la sua lingua di paesana, ma soprattutto a tutti quelli che vengono. Cioè fa capire la gente che la lingua è la maniera più bella di integrare, e integrare perché ci ha tornare a creare una comunità, e perché al di là della lingua, una lingua non porta mica solo le sue parole, non porta mica solo i suoi verbi, i suoi complimenti, i suoi soggetti, una lingua porta una visione di un mondo, e dunque la sospira, e questo è importante per me. Ho fatto di parlare di attivi qua a radio qui, di noi, la lingua ha bisogno, la lingua può di tutto, in termocracia la lingua può di tutto e dappertutto, dunque qui che le sia radio, che sia fuori, che sia anche per scrittura, che le sia a televisione, che le sia qualunque paese, in qualunque luogo, cioè parlarla alla sua piazza, o ad tornare a ribiare la sua piazza, questo è importante. No. Dopo questo dovrebbe che se parla appena di politica bisognerebbe dice lo statuto di no, perché con lo statuto ci saranno i mezzi e soprattutto una riconoscenza. Ma prima di riconoscenza di la nostra, questa sera, il fatto che il vostro si riconosca la sua lingua per portarla, e dopo domani la riconoscenza di tutti, perché la lingua di cosa di noi una lingua di un Mediterraneo, e di una lingua dell'apertura, di una lingua di raccolta e di una lingua di vita.